Il negozio era esploso, 3 vetrate anche all'interno, è un un gran danno, insomma, non sappiamo chi sia stato. Adesso stanno indagini dei carabinieri che stanno andando avanti, insomma. Andrea Parton parla a poche ore di distanza dall'esplosione che ha quasi distrutto la macelleria di famiglia nella piazza centrale di Bagnoli di Sopra. Il boato verso mezzanotte è stato udito fino a Conselve e ha rotto le finestre di un'abitazione vicina. Qualcuno ha lanciato contro le vetrine del negozio un ordigno rudimentale. Il botto provocato dall'ordigno ha causato danni seri, lo vedete, la vetrata distrutta, la serranda divelta, anche le tende sono crollate e ci sono danni ingenti anche all'interno del locale. I carabinieri e i vigili del fuoco hanno raccolto i reperti e stanno cercando di capire che tipo di esplosivo sia stato utilizzato. Le indagini stanno considerando tutte le ipotesi possibili, compresa quella della ritorsione, visto le modalità che fanno pensare ad un atto intimidatorio. Nessuna minaccia per il momento. Per il momento no, adesso vediamo più avanti. Però non so come mai, forse hanno visto l'attività che lavora, che avranno soldi. Stiamo indagando, insomma, tutto qua. Andrea Parton, che gestisce da anni l'attività di famiglia, non sa darsi spiegazioni. Il sindaco di Bagnoli di Sopra, Roberto Milan, parla di atto vile e spregevole per intimorire chi lavora onestamente. No, perché credo nella giustizia, insomma, credo che ci siano delle indagini, stanno avanti, speriamo bene. Il prefetto di Padova, Raffaele Grassi, ha annunciato che affronterà la questione della bomba alla macelleria durante il prossimo comitato per l'ordine e la sicurezza pubblico previsto per giovedì e dove saranno presenti le forze dell'ordine e il sindaco del piccolo comune della Bassa Padovana.